Assessore Donazzano, un decalogo per essere dei buoni patrioti. Per essere dei buoni patrioti che vogliono costruire una nuova Italia. L'abbiamo fatto al Caffè Pedrocchi perché nel 48 qui l'élite degli studenti universitari, quindi l'élite culturale, voleva dare vita a una nuova Italia. È lo stesso spirito. Facciamo appello a una generazione, la nostra, che sta nel mondo, che sono sia amministratori come me, ma che sono soprattutto imprenditori, liberi professionisti, lavoratori, studenti. Noi riteniamo che ci debba essere un nuovo appello per l'amore di patria, per costruire una nuova Italia che risponda anche alle nostre esigenze. Il prefetto ha appena detto qui a Padova il Veneto è più patriota di quello che sembra. È un sentimento che percepisce anche lei? Il Veneto è patriota, è l'Italia di Vittorio Veneto, l'Italia del Grappa, l'Italia del Piave. Nel mondo l'Italia è conosciuta anche perché si è combattuto qui per costruire l'Italia, perché l'italiano si è conosciuto nelle trincee, perché l'italiano è la terza lingua più studiata nel mondo, ma è possibile che solo noi italiani parliamo male dell'Italia? Il patriota non parla mai male dell'Italia.